Ecco, siamo arrivati finalmente al famosissimo ristorante, il ristorante più importante del Lido, del cinema, dove in me ha detto che c'è un premio per noi. Perché Leone sarà, è Leone, San Marco, che è molto panzi, se me che non ne ciappano altri Leone, se non è vero. E ecco qua, il leone per il programma Biciclando. Ecco qua, ma guarda che belle Dio che sei qua. Ascolta me, mi faria così, assieme a Leone, se passeremo tutto quanto, va bene? Forse mi costa manco, mi se ne porta via Leone. Vabbè, dopo però, bisogna che torniamo qua. La rarità che vi dicevo prima, che è questa bestiolina qui, alquanto cattiva, noi da questo pesciolino qua facciamo un piatto, lo facciamo solo noi ed è un piatto che ha avuto molto successo ed è la Gran Teccia, piatto eccezionale, buonissimo, perché sentite proprio, cioè chi lo mangia sente proprio il mare in bocca. Viene fatto col gran sopporo principalmente, poi gli aggiungiamo l'astice, i peocci, gli scampi nostrani e facciamo una sorta di busara, tutto in umido. Mettiamo dentro le trenette, saltiamo tutta la pasta e lo presentiamo in tavola con la sua cocotta originale. Ho vinto la Biciclando. Questa qua è la forcola, questo è l'oggetto originale dell'ultima regata storica vinta da Superveste, è una delle parti più importanti della gondola ed è dicevo prima che è un oggetto, un'opera d'arte proprio perché è fatta tutta con un pezzo unico, è fatta tutta a mano. Qui abbiamo anche i vari autografi dei campioni. Hai visto? Hai visto dove ti ho portato? Non ho parole, se veramente siamo al Lido, alla mostra, davanti all'Eccelsior. Beh, d'altra parte non siamo mica dei novellini, Beh, infatti... Dopo anni di esperienza... Quanti anni sei che lavoriamo? Lavoriamo per la televisione da 15 anni, Sì, quanti? 15 anni che anche lavoriamo. 20? Ancora 3 rate a paga tutta. Comunque ti ricordi i nostri inizi? I nostri inizi? I nostri inizi quando abbiamo iniziato facendo i doppiatori. I doppiatori, vero? Sì, nei film muti. Ah sì? Sì. Vabbè, No, almeno la passerella la vogliamo fare. La passerella, l'entrata al mitico Grand Hotel Excelsior. Per la porta il tempio girevole. del cinema. Proviamo. Andiamo. Ecco, Excelsior. Siamo qui. Tempio delle star di Hollywood e non solo, sintesi di eleganza, raffinatezza e discrezione. È l'Hotel Excelsior, che vive oggi un ritrovato smalto. Novità ce ne sono tante, intanto ci presentiamo con un prodotto completamente rinnovato, soprattutto per quanto concerne la parte camere. Parliamo di una ristrutturazione che ha toccato le 197 camere dell'albergo, incluso suite e junior suite, rifacendo sia tutta la parte tesati, televisione interattiva IPTV e wifi. Mostra del cinema, l'Hotel Excelsior è stato al centro della mostra del cinema da sempre, è nato qui la mostra del cinema. Questa è una struttura estremamente flessibile.
Diciamo che la nostra forza è quella di adattarci in tempo praticamente zero a qualunque tipo di evento e di richiesta. Quindi diciamo che la Mostra del Cinema per noi non è altro che il culmine di una preparazione che dura tutta la stagione. I personaggi ormai sono tutti dei personaggi, perché noi trattiamo nello stesso modo la star del cinema, ma anche qualunque cliente che entra nella nostra hall. Gli alberghi del Lido sono monumenti, edifici che emanano una sensualità ricercata, un gusto decorativo sempre leggiadro. Belle Époque e stile Liberty, qui hanno subito una personale interpretazione. Un fenomeno assolutamente unico, perché in un piccolo spazio, in un'isola in mezzo alla laguna, ci sono più di 200 edifici Liberty, uno diverso dall'altro, che stanno riscuotendo giustamente un interesse internazionale. Partiamo dall'Hotel Hungaria, dove ci troviamo ora, un bellissimo edificio con le facciate interamente ricoperte di queste piastrelle di maiolica di Luigi Fabris, un maestro di inizio Novecento bassanese, quindi splendide piastrelle a rilievo con soggetti simbolici come l'uva, il melograno, la rappresentazione dell'Ungheria, si chiama Hungaria perché c'era proprio la maggior parte di clienti che lo frequentavano intorno agli anni 20 provenivano proprio dall'area est dell'Europa, quindi dall'Ungaria, con il retaggio, con la nobiltà che derivava un po' dall'impero austro-ungarico, ed anche da molti russi. E non dobbiamo dimenticare che c'era un accordo di non bombardare Venezia durante la Prima Guerra Mondiale, per cui se tutti, chi aveva dei capitali da salvare li portava qui, era un luogo scelto non a caso, cioè oggi si va in Svizzera, ai primi del Novecento si veniva al Lido. Un'isola dalle tante sfumature, con angoli che mantengono intatti uno spirito indomito e selvaggio. È l'oasi naturalistica agli Alberoni, che ospita anche un golf club. Allora, per darvi una piccola idea, il nostro campo ha compiuto l'anno scorso 80 anni. È uno dei più vecchi campi italiani. Ha subito un po' di tutto, è stato, diciamo, pensato in una posizione che non era ancora questa, perché questo è un forte napoleonico che la Serenissima ha fatto anche per difendersi dal mare, dalla parte mare. Per questo voi vedete che quella costruzione è la caserma. Dall'altra parte c'è una galleria, una piccola galleria in mattoni, bellissima, lunga quasi 1 chilometro, che va da un lato all'altro della nostra proprietà, e lì sotto avevano messo un découville, che sono quei piccoli carri trainati da un cavallo che passava in galleria con un carico di bombe. Tanto per darvi un'idea adesso del percorso, è come tanti campi, come quasi tutti i campi di 18 buche. La bellezza di questo campo è vivere nel verde una giornata, perché in 18 buche è una giornata con la cena, il pranzo, quello che si vuole. Siamo protetti dal WWF e da tutte le varie associazioni che vogliono il verde. Ovviamente questo a noi fa onore. Anche per questo noi siamo fra i primi 10 golf d'Italia e da parecchio tempo. L'estrema punta dell'isola,
Malamocco. Assolutamente Vara, un posto impagabile. Direi che questa qua è la pista ciclabile più bella esistente al mondo. E questi sono i famosi murazzi, capisci, dove puoi prendere il sole. I famosi murazzi, essendo al Lido, dove fanno le foto i paparazzi. Qua ti fai l'abbronzatura da divo. Non sta sì. parlando di abbronzatura perché era mia moglie ha la fissazione all'abbronzatura. Sì. Ore e ore là sotto il sole, mi tocca spennellarla col pennello, Olio, col rullo, l'olio. Mi manca soltanto un spigo di aglio, un rametto di rosmarino, mi sembra un pollo allo spiedo, perfetta, pronta per l'abbronzatura, metterla in forno. Io non capisco certa gente. Spende milioni di euro per diventare nera e dopo la su con gli extracomunitari. Non ha senso, è incongruente. Sole, sole. Anche voi a questo percorso del ciclovie delle isole di Venezia, giusto? Sì. Sì, Bello, vero? Di dove bello. siete voi? Noi siamo di Milano. Milano, in Nega Invaso. A che ora siete partiti stamattina? Con comodo. Da Milano? No. 4 e mezza, 5? Insomma. Noi andiamo a Pellestrina, sapete indicarci? Ci andiamo anche noi. Anche voi? insieme, Bene, benissimo. Allora, noi siamo a metà del percorso, anche loro, e godiamoci tutti quanti assieme questo bellissimo percorso delle ciclovie. Pellestrina è là. Venezia. Del mare, là. nave. Ah, vedo le montagne là. Sì, vabbè. Pronti? Via! Si parte! Andate avanti che vi seguiamo.